Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, e il commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento hanno sottoscritto in data odierna presso il Palazzo del Governo un protocollo d'intesa per la legalità, la trasparenza dell'attività d'impresa nel territorio della provincia di Agrigento. Ciò permetterà alla Prefettura, alle Forze di Polizia, alla DIA di avere accesso alla piattaforma REX Regional Explorer. Attraverso questo strumento si intendono sviluppare un rapporto di collaborazione per mettere a sistema conoscenze, dati e informazioni sul contesto imprenditoriale locale e valorizzazione delle competenze di analisi delle forze di polizia. Oggi sigliamo questo protocollo d'intesa che si sta piano piano sottoscrivendo un po' in tutta Italia ed è un importante tassello in questa strategia che stiamo mettendo in campo per contrastare eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa soprattutto negli appalti pubblici, ma non solo. Si tratta di uno strumento che è una piattaforma informatica che è messa a disposizione da Infocamere in cui confluiscono tutta una serie di dati che sono dati anche integrati, quindi che leggono un po' non si fermano soltanto alle vicende della singola azienda, ma le mettono in correlazione vari elementi. Questi dati saranno messi a disposizione delle forze dell'ordine proprio per implementare le attività di verifica, di controllo e di vigilanza. Sì, praticamente è con grande soddisfazione che oggi andiamo a firmare questo documento che è la prova della collaborazione fattiva che la Camera di Commercio dà all'istituzione. Quindi questo protocollo, questo strumento permetterà alla Prefettura e alle Forze dell'Ordine di avere quei dati necessari per agire sul territorio in una maniera più organica. Cioè dati che riguardano le aziende? Sì, tutte le attività produttive del territorio. È stato realizzato da poco il sistema Regional Explorer, sinteticamente chiamato REX, che è rivolto alle forze dell'ordine ed è nato per aiutare le forze dell'ordine a fare indagini legate a fenomeni anomali sulla vita delle imprese. Il sistema è un sistema innovativo di indagine e di intelligence che permette, in sinergia con le forze dell'ordine collegate, di monitorare un territorio sfruttando le informazioni provenienti dal registro delle imprese, che è la fonte ufficiale sempre aggiornata dei dati sui 6 milioni di imprese che operano nel territorio nazionale e dei 10 milioni di imprenditori che le amministrano, ma sfrutta i dati anche non solo del registro delle imprese, ma anche dati di bilancio, dati dei paradisi fiscali e dati degli eventi di imprese. Quindi ci sarà una richiesta da parte delle forze dell'ordine per accedere a questi dati sensibili? Sì, oggi si firmerà un protocollo d'intesa tra la Prefettura di Agrigento e la Camera di Commercio di Agrigento per avere un accesso al sistema che permette indagini su determinati fenomeni che tirano fuori alcune imprese che naturalmente non necessariamente hanno commesso degli illeciti, ma sono oggetto di attenzione e di controllo da parte delle forze dell'ordine che stabiliranno se vi è un'effettiva anomalia o condotta illecita.